Benvenuti alla nostra rassegna stampa in diretta su Telecolor. Vediamo quali sono i principali fatti sulle prime pagine dei quotidiani di oggi. Allora andiamo a vedere il Corriere della Sera. In primo piano ancora lo scontro tra governo e toghe sul referendum per la giustizia, per la riforma della giustizia. Lite sui fondi al no. Il Ministero chiede all'ANM di rendere nota la lista dei finanziatori appunto del Comitato per il No. Il PD parla di intimidazioni. Fratelli d'Italia, vogliamo sapere il peso delle correnti nelle promozioni delle toghe, gli imbarazzi della CEI. Si infiamma lo scontro politico a poco più di un mese del referendum sulla giustizia, polemica sui fondi al no. L'ANM renda pubblica la lista dei nomi dei finanziatori, chiede il Ministero, e sul voto l'imbarazzo nella CEI, non vogliamo essere arruolati. E poi vediamo ancora le altre notizie. Niscemi, Meloni ieri arriva a sorpresa tra gli sfollati, annuncia dei finanziamenti, 150 milioni stanziati proprio per l'emergenza. Ancora domani Consiglio dei Ministri. Si cerca di arrivare ad una quadratura del cerchio per quanto riguarda le misure per il taglio del costo dell'energia alle famiglie, quindi vediamo aiuti a imprese, redditi bassi, bollette, i nodi del decreto. Intanto sarebbe previsto un contributo di 90 euro che non si esclude possa salire a 100 per circa 4 milioni e mezzo di utenti che già percepiscono il bonus sociale, con un ISEE fino a 15.000 euro, più delicate da mettere a punto la parte che invece riguarda le imprese che anche ieri hanno protestato. Ancora vediamo nel taglio centrale questa foto, la bandiera francese, al centro questo giovane di 23 anni, un attivista di destra che è stato ucciso giovedì scorso a Lione. Il tricolore francese appunto raffigurato con al centro il busto dell'attivista Quentin Deranché, 23 anni, aggredito e ucciso giovedì scorso a Lione. Clima di odio in Francia, l'inchiesta e i sospetti sull'assistente di un deputato di Mélenchon, leader di La France Insoumise, che potrebbe anche essere implicato nella morte di questo ragazzo. E poi invece parliamo di Donald Trump, che potrebbe arrivare ai Giochi Olimpici di Milano Cortina. Trump a Milano per l'Hockey USA, la scelta venerdì, la trasferta in caso di finale. Se le stelle statunitensi dell'hockey appunto dovessero raggiungere la finale, come è probabile, il loro grande tifoso Donald Trump arriverà ai Giochi atterrando a Milano con l'Air Force One. E poi si parla ancora di Trump, del suo board per Gaza. L'Italia e il board per Gaza, un errore non esserci. L'Italia ritiene opportuno partecipare perché vuole essere protagonista, come lo sarà la Commissione europea. Lo stesso Tajani riferirà in aula questa mattina per quanto riguarda appunto il ruolo, la posizione dell'Italia, protesta all'opposizione, Costituzione violata. Insomma, vediamo tra poco anche sugli altri quotidiani. Questo è un tema che divide parecchio anche dal punto di vista politico, come naturalmente lo scontro relativo al referendum sulla giustizia. Ma intanto vediamo le ultime notizie, sempre sulla prima pagina, nel taglio basso. Inter-Juve, l'arbitro minacciato di morte, i messaggi "sappiamo dove vivi", la penna denuncia, Marotta, Bastoni ha sbagliato. E poi c'è una notizia di un fatto di cronaca siciliano che noi raccontiamo ormai da tanto tempo. Adesso anche la stampa nazionale si sta interessando a questo giallo dei 3 cacciatori morti nei boschi di Montagna Reale nel Messinese. Così morirono i 3 cacciatori di Messina, il colpo e le reazioni. C'è un quarto uomo indagato che potrebbe aver avuto un ruolo in
questo incidente che poi si è trasformato in un pluriomicidio, insomma ancora dei contorni abbastanza poco chiari. Andiamo a vedere Repubblica di oggi, schedato il fronte del no, questo è il titolo di apertura, riforma della giustizia, il Ministero all'ANM, dateci i nomi dei donatori del comitato referendario. Parodi, non lo faremo, lo impedisce la privacy, e le opposizioni parlano di liste di proscrizione. E poi anche qui vediamo lo stallo sul decreto bollette, 3 miliardi non bastano, domani Consiglio dei Ministri. Board su Gaza, Merz non va e Meloni lo segue. E poi un'altra notizia. Vediamo la foto dedicata all'attore Robert Duvall, nato nel 1931, si è spento ieri, l'antidivo che riuscì a oscurare le stelle. Ancora La Stampa, vediamo intanto la fotonotizia dedicata alla visita del capo dello Stato Mattarella, che è andato in visita appunto nella redazione della Stampa, ha espresso solidarietà per l'assalto subito a novembre e difesa dell'informazione libera, pilastro della democrazia. E appunto qui vediamo Sergio Mattarella con il direttore Andrea Malaguti e gli altri giornalisti della redazione. E poi referendum, nuova bufera su Nordio per questa richiesta da parte del ministro all'ANM dei nomi dei finanziatori del comitato del no, la rabbia del PD. Sono liste di proscrizione. Vediamo questa notizia anche sul Fatto Quotidiano, perché l'opposizione naturalmente attacca il governo, soprattutto il ministro Nordio, il guardasigilli per questa richiesta, ma a quanto pare Meloni striglia Nordio. Lui vuole schedare i no, la Premier sui giudici mafiosi, abbassi i toni. Questo era il Fatto Quotidiano di oggi. Vediamo Libero, sotto la toga i soldi. Chi finanzia i magistrati del no, scrive il quotidiano di Mario Secchi. Il Parlamento chiede all'ANM di pubblicare la lista dei donatori privati per la campagna appunto contro la riforma, ma i giudici rifiutano. Cosa nascondono? Ecco, scrive Libero. E poi restiamo su questa pagina, nel taglio centrale, Obama appassionato di alieni, venga in Italia, e vediamo sullo sfondo i leader dell'opposizione al governo, i discorsi del presidente sugli UFO, chiodo fisso di tanti dem americani. Ancora vediamo gli altri quotidiani, andiamo all'Unità di oggi, appunto si parla di questo Board of Peace su Gaza di Donald Trump. Dittatori e affaristi occupano e sottomettono Gaza. L'Italia complice ancora il nuovo colonialismo, così scrive l'Unità di oggi. E poi andiamo al Messaggero, dove invece troviamo in primo piano un'altra notizia, quella del bambino a cui è stato trapiantato un cuore bruciato, tutti gli errori, il dramma del bimbo e l'effetto sulle donazioni. Il medico super testimone ascoltato per ore in procura, 3 ore, deficit di comunicazioni tra Napoli e Bolzano da cui è partito appunto quest'organo. La mamma, mio figlio è operabile. E poi il ministro Schillaci dice fidatevi, il sistema funziona. Naturalmente questo gravissimo errore, se così verrà accertato, ha messo in allarme tutto il sistema della donazione degli organi. Andiamo a vedere il Giornale di oggi. Si torna a parlare di Annun, leader pro-palestinese, appunto leader dei palestinesi in Italia, che è stato arrestato a Genova con un'accusa
pesantissima, perché faceva parte di un'associazione che con la scusa della beneficenza in realtà poi destinava questi soldi per finanziare il gruppo terroristico di Hamas. Soldi a Gaza e Chat, quelle trame segrete a Nun 5 Stelle. Oggi il giornale dice di avere appunto le carte di questa inchiesta che proverebbero dei contatti tra il leader appunto dei palestinesi in Italia e invece il movimento politico. I contatti Iazi Tripiedi, il milione Senti Di Battista. Questo nelle carte, i dubbi ci becca Banca Italia. A mettere nero su bianco le trame e i rapporti tra islamici e sinistra istituzionale, la stessa Procura di Genova che appunto ha indagato. Nelle migliaia di pagine dell'indagine che sta conducendo sulla cupola d'oro di Hamas in Italia spunta anche un incontro segreto nella villa di Beppe Grillo. Ancora, vediamo il Sole 24 Ore. Si parla del condono, del famoso condono pensato dal governo che doveva essere inserito nella legge di bilancio, poi questa norma è stata estrapolata appunto dal testo della manovra. Riforma edilizia, sanatorie in bilico, ferma alla ragioneria la legge delega approvata dal governo a dicembre. Nodo entrate, appesa a un filo le regolarizzazioni quindi dei vecchi abusi. Ancora, Italia Oggi, riaperta la rottamazione quater, c'è tempo fino al 28 febbraio per i contribuenti che dopo aver pagato la prima rata del 21 luglio 2025 non hanno però centrato la scadenza della seconda che era prevista per il 30 novembre. Sempre a proposito di notizie di economia, vediamo Milano Finanza, perché a quanto pare le Olimpiadi, ma soprattutto gli azzurri alle Olimpiadi, sono un ottimo traino per l'economia. Incassi olimpici per Milano, i giochi sono da record anche per il capoluogo lombardo. A metà competizione già si stimano in 2,5 miliardi gli introiti derivanti dagli eventi dove gli atleti azzurri stanno primeggiando. Malagò a Milano Finanza dice acceleratore strategico. Vediamo velocemente ancora un'ultima prima pagina, Il Tempo. Maledetti ladri di bambini, dati shock, bimbi nel mirino. In Italia crescono in maniera drammatica i tentativi di sequestro, quasi la metà è opera di stranieri, e ora anche passeggiare con i piccoli mette paura dopo il caso di Bergamo, dove un uomo ha tentato di rapire appunto un bambino che passeggiava con la mamma. E poi vediamo anche il Mattino di Padova, attenti ai falsi babysitter, lettera del comune alle scuole, dove dopo i recenti allarmi per rapimenti, controllare le deleghe. Gli episodi avvenuti in diverse parti d'Italia hanno messo in allarme le famiglie. L'assessora Piva richiama gli istituti al massimo scrupolo. C'è questo fenomeno che purtroppo mette in guardia soprattutto i genitori, ma come vediamo anche gli istituti scolastici. Un'ultima prima pagina, vediamo il resto del Carlino e chiudiamo con questa bella immagine di Federica Brignone con la medaglia d'oro. Prima la vita, Federica Brignone, dopo il successo e gli ori alle Olimpiadi, sogno di fare un viaggio, sogno di continuare ad avere la mia vita. Ci fermiamo qui. Ritorniamo tra poco con i fatti regionali, ma con gli ultimi aggiornamenti prima dal nostro sito siciliaweb.it. Bentrovati, seconda parte della nostra rassegna stampa. Prima di tornare alla lettura dei quotidiani, naturalmente ci occuperemo dei fatti regionali. Vediamo invece quali sono le notizie dell'ultima ora, gli aggiornamenti sul nostro sito siciliaweb.it, e vediamo che in apertura c'è una notizia di cronaca: traffico di droga dalla Spagna alla Sicilia, a capo c'era un catanese, operazione transnazionale con 12 ordinanze, marijuana e hashish trasportati in bancali di frutta e verdura caricati su camion. Ma sempre a proposito di droga, vediamo, fugge al posto di blocco
e lascia l'auto con 44 kg di cocaina. Vediamo ancora cacciatori uccisi sui Nebrodi, la chiave del giallo nella webcam del fucile di una delle vittime. E poi in alto ancora il maltempo, perché non ci siamo lasciati alle spalle ancora l'ultimo ciclone, che ne arriva subito un altro, si chiama Oriana. Da Harry a Oriana, venti furiosi sulla Sicilia, mezzo si ribalta sulla Siracusa Catania. Leggiamo: il nuovo ciclone lambisce l'isola, grandine appunto a Catania. Vediamo anche la foto impressionante di questo mezzo che si è ribaltato. Risveglio con pioggia, vento e grandine a Catania. Come annunciato dall'allerta gialla della Protezione Civile prevista per oggi, il ciclone Oriana lambisce la Sicilia, soprattutto nelle province di Palermo, Catania e Messina. Il protagonista indiscusso è ancora una volta il forte vento di burrasca e maestrale, con raffiche che potranno superare i 95 km orari. Sulla Siracusa Catania, tra Augusta e Sortino, un mezzo con vela pubblicitaria si è ribaltato a causa del vento. Il traffico ha subito rallentamenti e poi vediamo sono previste anche mareggiate importanti, con onde che potranno superare i 5 metri, con picchi anche superiori al largo, rendendo i collegamenti marittimi con le isole estremamente difficili. Particolare attenzione ai litorali della Sicilia tirrenica. Queste le notizie al momento, gli ultimi aggiornamenti sul sito, ma intanto ritorniamo alla lettura dei quotidiani che troviamo oggi in edicola. Ripartiamo dalla prima pagina di Repubblica Palermo, dove vediamo l'apertura dedicata a Niscemi. Meloni gioca d'anticipo. La premier Meloni torna sul luogo dove è avvenuta la frana. Subito i fondi per i risarcimenti, annuncia il capo del governo. Visita a sorpresa della premier che spiazza Schifani e Musumeci. Domani il decreto con 150 milioni. E poi parola agli sfollati che dicono ora i fatti, basta promesse. Vediamo nel taglio alto un parco al posto della vecchia ferrovia. Questo è il progetto per quanto riguarda il comune di Palermo ed RFI per riqualificare l'area lungo l'asse Notarbartolo Lolli. E poi sempre a Palermo, Zen, casa affidata agli assegnatari. Ha fatto tanto discutere in questi giorni appunto questa consegna di questa casa ad una famiglia, una casa che è stata tenuta tra virgolette in custodia da parte dell'assessore Ferrandelli, per evitare appunto che qualcuno potesse appropriarsi in maniera assolutamente illecita dell'immobile. I cacciatori uccisi, l'indagato ammette: sì, ho sparato. Spunta un video, si va verso una chiarezza maggiore per quello che è accaduto a Montagna Reale tra questi tre cacciatori che sono stati trovati morti. E poi sempre sulla prima pagina vediamo lo scandalo delle patenti, 1.000 euro per avere una licenza. Andiamo all'interno di Repubblica Palermo e naturalmente partiamo dalla notizia in primo piano, questa seconda visita a sorpresa della premier Meloni, che era nell'aria ma naturalmente non c'era una data fissata. Rimborsi e demolizioni, ecco la ripartizione dei fondi per Niscemi. La premier annuncia l'arrivo di 150 milioni per gli aiuti post frana, un terzo a chi ha perso la casa, il resto per abbattere tutti gli edifici che sono a rischio. Il decreto domani in Consiglio dei Ministri, stanziati 900 milioni per 3 regioni. Ricordiamo, per l'ondata di maltempo causata dal passaggio del ciclone Harry che ha colpito la Sicilia, anche la Calabria e la Sardegna, la procura intanto ascolta persone informate. Vediamo alcune cifre. La regione ha stimato un danno in Sicilia quasi di 2 miliardi per il ciclone. Al netto della norma su Niscemi, il CDM stanzierà 750 milioni di euro complessivi però per Sicilia, Calabria e Sardegna. 150 milioni invece appunto saranno destinati esclusivamente a Niscemi. E poi l'appello degli sfollati a Meloni: vogliamo fatti, non promesse. Una delegazione di famiglie e commercianti della zona rossa chiede risarcimenti rapidi e interventi strutturali per
ripartire. Ma dicevamo, una visita a sorpresa non solo per i niscemesi, ma anche per Schifani e il ministro della Protezione Civile Musumeci. Lo vediamo a pagina 3 di Repubblica a Palermo, questo retroscena, la visita che spiazza Schifani e Musumeci. La Presidente del Consiglio anticipa il sopralluogo, mentre il governatore si trova a Roma. Accelerazione dopo le polemiche sui ritardi. E poi vediamo anche un'altra notizia legata a questa visita di Meloni, che non solo ha annunciato l'arrivo di questi fondi, ma ha anche nominato Ciciliano come commissario per gestire l'emergenza. Al vertice di maggioranza a Palazzo Chigi, assente il ministro poi alla Protezione Civile. Torniamo a questo giallo dei cacciatori trovati senza vita nei boschi di Montagna Reale il 28 gennaio scorso. Si cerca ancora di capire cosa sia accaduto. L'uomo chiave potrebbe essere questo quarto uomo, amico appunto di una delle vittime, della vittima più anziana, che è tra l'altro l'unico indagato. Vediamo, confessa il bracciante, il film della sparatoria potrebbe essere in un video. La telecamera montata sul fucile di uno dei fratelli potrebbe aiutare gli inquirenti a capire la dinamica, cosa sia accaduto. Tutto sarebbe comunque cominciato per un errore e qui vediamo le vittime. Antonio Gatani, appunto il più anziano di 82 anni, pare che tutto sia partito da un suo errore, cioè ha fatto fuoco su uno dei due fratelli Pino, Giuseppe. Giuseppe non ha sparato e ucciso nessuno, è caduto a terra sotto gli occhi del fratello Davis, il più giovane dei tre. La reazione del 26enne è stata immediata, si è girato e ha sparato contro Gatani. Ora bisogna capire appunto chi ha sparato a Davis Pino. Potrebbe essere stato anche questo quarto uomo, ma chiaramente ancora le indagini sono in corso e c'è il massimo riservo naturalmente su come sulla pista che stanno seguendo gli inquirenti, anche se comunque fin dall'inizio il cerchio si è un po' chiuso su questa persona, su quest'uomo che accompagnava Gatani a questa battuta di caccia. A commettere lo sbaglio iniziale sarebbe stato appunto Antonio Gatani. Giuseppe Pino non ha sparato e nessuno è caduto a terra sotto gli occhi del fratello appunto Davis, come abbiamo già letto. Ancora andiamo allo Zen, dove alla fine questo immobile è stato consegnato ieri alla famiglia assegnataria. Finalmente una casa, il nucleo di 8 persone è stato accolto da padre Giovanni e Giannalia. Finora nel quartiere sono 24 le assegnazioni. Qui vediamo il sindaco Lagalla che incontra appunto questi residenti. Non siamo un ghetto isolato ma un rione della città che merita trasparenza, e poi ci sono anche le parole dell'assessore Ferrandelli: vigileremo affinché venga rispettato il diritto di chi è in graduatoria per evitare appunto che qualcuno si appropri di queste abitazioni che invece sono destinate ad altre persone. Andiamo a vedere la Gazzetta del Sud. Giorgia Meloni torna a Niscemi, domani il Consiglio dei Ministri decide sui ristori, e poi ancora anche qui la strage nel bosco, l'indagato ammette ma poi ritratta l'uomo che accompagnò l'amico anziano, ha confessato la sua partecipazione alla sparatoria, dichiarazioni non confermate e inutilizzabili perché rese in assenza del suo legale. In un primo momento, quando è stato sentito dagli investigatori come persona informata sui fatti, questo quarto uomo avrebbe ammesso di aver partecipato alla sparatoria. Poi, una volta indagato, però, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Naturalmente la sua dichiarazione non ha nessun valore, o comunque non pienamente da un punto di vista giuridico. E poi vediamo una webcam sul fucile della vittima più giovane, potrebbe chiarire il giallo. In basso, per quanto riguarda la politica a Messina, il centrodestra di Messina decide, sarà Scurria il candidato sindaco. Domani il vertice finale, la designazione sembra ormai scontata.
La Sicilia di oggi, frana, arrivano i soldi, Meloni torna a sorpresa a Niscemi per una ricognizione con Ciciliano, stanzieremo 150 milioni, domani il decreto e poi il piano del 1998 per quanto riguarda proprio Niscemi, bloccato dal governo, fondi anche per i danni di Harry, il caso di Santa Teresa di Riva. Ancora vediamo nel taglio centrale questa fotonotizia. Catania difende la carne di cavallo dopo questa proposta di legge che ha iniziato il suo iter alla Camera di abolire appunto la macellazione della carne di cavallo a Catania, dove c'è una tradizione legata anche a questo tipo di carne, alla carne equina. Il 70% dei turisti ce la chiede, questa è la risposta appunto degli esercenti catanesi sul possibile divieto di macellazione. Vediamo anche la prima pagina di Palermo, sempre della Sicilia. Non è strada che spunta, leggiamo il dossier di Confcommercio sui progetti finanziati con fondi europei, mai spesi i 25 milioni disponibili per le pavimentazioni in centro storico. E poi aumento IRPEF, botta e risposta tra l'assessore al bilancio Brigida Alaimo e l'opposizione. Alaimo rassicura: l'accordo con Roma cambierà, ma la polemica non si ferma. Restiamo nel palermitano. Crollato un tetto, sgombero in 12 case. Alle famiglie 90 giorni di tempo per lasciare gli appartamenti dello IACP, che ha alloggi alternativi solo nel territorio delle Madonie, questo ad Aspra. E poi vediamo rigenerazione delle aree ferroviarie, parco urbano tra Lolli e Notarbartolo, previsti anche spazi espositivi e culturali. La prima pagina di Messina, vediamo dopo il ciclone Ulrike, ribattezzato in maniera romantica il ciclone di San Valentino, che è arrivato sulla Sicilia con raffiche che hanno toccato i 180 km orari, ipotizziamo di chiedere lo stato di calamità. Questo per quanto riguarda appunto Messina, che è stata sia la città che la provincia una delle più colpite dall'ultimo ciclone, ma come abbiamo visto ce n'è un altro in corso. Con questa notizia ci fermiamo, grazie per averci seguito, la nostra rassegna stampa ritorna domani mattina.